Buonasera a tutti. Ci ritroviamo per il secondo anno in questa cornice della Chiesa dei Frati Francescani di Vittorio Veneto, che ringraziamo evidentemente, per un appuntamento di approfondimento spirituale, diciamo, perché siamo convinti che la figura di Santa Augusta si capisce meglio confrontandola con altre figure. L'anno scorso, in un appuntamento veramente stupendo, con la presenza dell'assessore Uliana, che è anche qui questa sera, abbiamo messo a fuoco le figure di Sant'Augusta e del beato Claudio Granzotto. Questa sera un altro santo della nostra terra, il beato, proclamato recentemente beato, Cosma Spessotto. Avremo Don Alessio, il relatore principale, poi ascolteremo due testimonianze relativamente al beato Cosma Spessotto. Invito innanzitutto a sintonizzarci con questo clima di meditazione spirituale, con la musica che ci offre il maestro Stefano Maso, che ringrazio. Dopo questa bella meditazione, questa come si può definire, sì, improvvisazione ma anche elevazione, dopo questa elevazione all'organo diamo voce quindi ai relatori, però vedo anche e saluto Federico e la Tenda TV, desidero attraverso questo strumento anche inviare un carissimo abbraccio a Gianni Carminati, che dietro le quinte è sempre in cabina di regia per l'organizzazione degli eventi legati a Santa Augusta, e anche al carissimo Don Ermanno, che qualche giorno fa ha subito un intervento chirurgico, e anche a lui davvero auguriamo di riprendere presto in mezzo a noi il servizio. Lascio quindi la parola al direttore dell'azione, Don Alessio Magoga.
Buonasera a tutti e grazie dell'invito a questo appuntamento. Sono particolarmente contento per vari motivi, anche perché un po' come settimana diocesana abbiamo avuto modo di seguire piuttosto da vicino il processo di beatificazione di Padre Cosma, quindi è stata una bella sorpresa conoscerlo da vicino. E comincio innanzitutto da una domanda: che cosa accomuna Sant'Augusta al beato Padre Cosma? Che è una domanda che qualcuno mi ha posto qualche giorno fa. E infatti a prima vista sembra che si tratti di due figure molto diverse nel tempo. Innanzitutto Sant'Augusta è collocata nel V secolo d.C., Padre Cosma invece del XX secolo. E poi anche per quanto riguarda, gli elementi conoscitivi di queste due figure di Sant'Augusta conosciamo poco, molto si fonde con le leggende che sono nate successivamente relativamente alla sua figura. Invece per quanto riguarda Padre Cosma conosciamo davvero molto. Abbiamo molte documentazioni, testi e testimonianze di persone che lo hanno conosciuto e che continuano a raccontarci la loro esperienza di incontro con Padre Cosma. Anche questa sera sentiremo due testimoni che hanno conosciuto di persona Padre Cosma. Quindi si tratta di due figure, come potremmo dire, per certi versi molto lontane, molto distanti nel tempo e forse anche nella modalità in cui così le abbiamo potute conoscere. E poi un altro aspetto che sembra rendere così un po' particolare questo legame, che appunto non sembra così stretto, il fatto che nei testi di Padre Cosma non sembra che sia mai citata Sant'Augusta. Quindi che cosa accomuna queste due figure, Sant'Augusta e il beato Padre Cosma? Beh, ragionandoci su almeno ho trovato 5 elementi, ecco, vi dico subito 5, quindi sapete 1, 2, 3 a che punto sono nel racconto. E cominciamo con il primo. Un primo elemento ha a che fare con i luoghi. Sant'Augusta è venerata a Vittorio Veneto, a Serravalle in modo particolare, e appunto sopra il Duomo di Serravalle, sul Monte Marcantone, c'è il suo santuario dove ricordiamo la sua vita, la sua passione. Padre Cosma anche ha vissuto in questi luoghi per un periodo breve, un anno fondamentalmente, il 1949, dopo essere stato ordinato sacerdote alla Chiesa della Salute di Venezia nel 1948, fu inviato proprio qui a Vittorio Veneto nella prospettiva forse di continuare per un periodo piuttosto consistente il suo servizio qui. Poi le cose cambiarono, il suo desiderio di diventare missionario diventò importante e forte, e così nel 1950 partì per la missione. Però un anno visse qui a Vittorio Veneto, quindi possiamo immaginare che senz'altro abbia conosciuto Sant'Augusto e qualche volta sia anche salito al santuario. Chissà, forse magari ha anche affidato il suo percorso, il suo cammino missionario a Sant'Augusta, invocando la sua intercessione e la sua preghiera. E questo è un po' il primo punto. Qualcosa che accomuna Sant'Augusta e Padre Cosma sono innanzitutto i luoghi. Entrambi sono vissuti in questo contesto. Padre Cosma per un periodo più breve, un anno, però senz'altro è stato qui e senza dubbio, possiamo immaginare, ha sentito parlare di Sant'Augusto, ha conosciuto senz'altro il suo santuario. Veniamo al secondo punto. Un secondo aspetto che possiamo considerare in comune tra Sant'Augusta e Padre Beato Cosma, ed è la fede in Cristo. Può sembrare una cosa ovvia, ma in realtà non è così ovvia, nel senso che forse oggi tanti si definiscono credenti, o comunque anche noi quando parliamo di cattolici pensiamo immediatamente così a una massa indistinta dentro alla quale sono un po' tutti uguali, tutti cattolici allo stesso modo. In realtà non è proprio così, nel senso che per tanti essere cattolici o definirsi in qualche modo credenti è più un dato di carattere sociologico e culturale, non è principalmente una scelta esistenziale e di fede. E allora figure come Sant'Augusta e Padre Cosma ci aiutano a capire che cosa significa essere credenti, e entrambi lo sono stati. Che cosa vuol dire essere credenti? Qui rubo l'espressione a un teologo del secolo scorso, Hans Urs von Balthasar, un teologo svizzero,
che proprio meditando attorno alla realtà del martirio, in un volumetto che si intitola Cordula, è il nome di una vergine morta martire, definisce così il cristiano. Il cristiano è colui il quale considera Cristo il caso serio della propria vita. Caso serio cosa significa? Quella realtà dinanzi alla quale non si può far finta di nulla, quella realtà che diventa il punto cardine, il punto centrale della propria esistenza. Bene, per Sant'Augusta e per Padre Cosma, Cristo è diventato davvero il caso serio della propria esistenza, il cardine, il punto centrale, il punto di riferimento del proprio modo di vivere. Ecco, questo essere il caso serio, mi sembrava eloquente questa espressione, spero che lo sia anche per voi, comporta un successivo aspetto che cerco di esplicitare, vale a dire il fatto che il Signore sia il caso serio del credente non significa che questo comporti una sorta di sequestro nella relazione con Cristo, quasi che il credente abbia soltanto Gesù e non veda altro. Per il cristiano avere Cristo come caso serio, come punto di riferimento, apre verso la relazione con gli altri, porta alla carità. Il Signore Gesù Cristo interrogato su quale fosse il più grande dei comandamenti, disse: amare Dio con tutto se stessi e il prossimo come se stessi. Ecco, mi permetto un po' di esplicitare questa duplice dimensione. Il caso serio che è Gesù conduce a una relazione profonda del credente con il Signore che si apre, raggera in una serie di relazioni nuove con gli altri. Ecco, e sono relazioni irraggiate dalla forza della carità. E da questo punto di vista sia Sant'Augusta e Padre Cosma camminano nella stessa direzione. Sant'Augusta, dalle piccole note biografiche che abbiamo, sappiamo che una volta convertita alla fede, ricevuto il battesimo, iniziò una vita diversa, una vita nuova, caratterizzata dall'attenzione nei confronti dei poveri e degli ultimi. Quindi di nascosto faceva la carità ai poveri, agli ultimi del regno del suo padre terribile e tremendo, che poi la portò al martirio. Però questa è una considerazione importante. Una volta scoperto Cristo, Sant'Augusta inizia una vita nuova, fatta non solo di una relazione nuova con Dio, ma anche di una vita di carità con gli altri, con i piccoli, con i fragili, con gli ultimi. E qualcosa del genere lo vediamo anche nella vita di Padre Cosma. Rileggendo un po' il suo percorso, se avete modo di leggere una delle sue biografie, il postulatore Fra Claudio Bratti ne ha composte più di una, sono brevi, anche così facili da leggere, ma insomma vi accorgerete innanzitutto del percorso vocazionale, che per certi versi è stato netto, puntuale e preciso il suo percorso dagli inizi fino all'ordinazione sacerdotale di Padre Cosma, nel senso che entra nella formazione dei frati francescani della provincia del Veneto e poi via via, un passo dopo l'altro, arriva al sacerdozio. Un sacerdozio che egli desiderava profondamente e quindi assume e vive in modo convinto. Tutto il percorso di formazione è caratterizzato da questo slancio che poi si esprime dall'ordinazione in poi. Quindi questa è una prima caratterizzazione, se vogliamo, della sua storia, della sua esperienza di fede. Una storia vocazionale limpida, trasparente, decisa, convinta, che poi diventa anche scelta missionaria, già un po' lo accennavo prima. Già durante gli anni della formazione nel seminario dei frati francescani manifesta il desiderio di andare in missione, già prima di essere ordinato prete. Sarà ordinato nel 48, ma già qualche anno prima aveva manifestato ai superiori questo desiderio di andare in missione. Ora, uno va in missione, uno diventa prete, perché in qualche modo è intuito che nella sua vita Cristo è davvero il caso serio, lo è per lui e lo è anche per gli altri, e pertanto desidera che anche gli altri incontrino questo Signore Gesù, punto di riferimento della propria vita, e possano così incamminarsi verso la salvezza. Ecco, quindi
la storia vocazionale che lo conduce all'ordinazione sacerdotale, il percorso missionario che si apre a cominciare dal 1950, anno in cui parte per l'America Latina, questo ci testimoniano, questi due aspetti perlomeno ci testimoniano questa relazione profonda che padre Cosma ha con il Signore. Il Signore è veramente il caso serio della sua vita. E come per Santa Augusta, questo Gesù, caso serio della sua vita, diventa però apertura nei confronti degli altri. Ecco, così anche ascoltando le varie testimonianze per il nostro settimanale, parlando di padre Cosma, abbiamo potuto vedere in tanti modi come padre Cosma Spessotto si è speso, una volta arrivato nella sua comunità, San Juan Nonualco in Salvador, parrocchia di San Giovanni, come si è speso per la sua comunità. Uno dei tanti episodi che vengono ricordati, ma è veramente uno dei tantissimi, il fatto che prendeva la sua jeep e accompagnava le donne che dovevano partorire per portarle il prima possibile all'ospedale più vicino. Ma è soltanto uno dei tantissimi segni della dedizione di padre Cosma nei confronti della sua comunità, oppure gli orti, la coltivazione anche dell'uva che aveva cercato di far partire proprio nella sua parrocchia in un'ottica di emancipazione economica dei suoi fedeli, creare delle opportunità di sviluppo anche economico, perché il paese del quale era parroco era un paese povero. Il Salvador di quegli anni era caratterizzato dalla presenza di ricchi latifondisti e di braccianti e contadini molto poveri, a differenza di latifondisti invece molto ricchi. Ecco, padre Cosma si è speso per la sua gente anche inventando delle opportunità di sviluppo economico per dare slancio a quella che era la realtà della sua comunità, oppure anche le scuole per il progresso culturale e per il riscatto sociale dei suoi giovani, realtà che egli ha messo in piedi appunto a cominciare dalla sua comunità e dal suo paese. E poi, forse ce lo ricorderà anche dopo Vittorino, quando tornava in Italia il tempo che aveva lo dedicava alla ricerca di aiuti, di idee, di opportunità, di strumenti per tornare nella sua comunità e appunto dare delle dritte, delle opportunità nuove ai suoi giovani e alla sua comunità. Ecco, e quindi concludo questo secondo punto. Anche per padre Cosma, vero credente in Cristo, l'amore per Dio e l'amore per gli altri andavano insieme di pari passo, in una forma esigente. Il caso serio, che è Gesù, non toglie dalla storia, dagli eventi, ma porta dentro ad essi, spinge a viverli fino in fondo, in solidarietà con gli uomini e le donne del proprio tempo e con lo stile del Vangelo. Mi pare una cosa molto importante e accomuna, mi pare in modo molto eloquente, accomuna padre Cosma a Santa Augusta, no? Questo rapporto forte con Cristo che diventa donazione di sé agli altri. Terzo aspetto, anche questo credo sia molto evidente, è quello del martirio. Sia Santa Augusta che il beato padre Cosma muoiono martiri. Martire significa testimone, colui il quale testimonia la propria fede in Gesù Cristo fino a dare il sangue per questo. Il martire non va in cerca del martirio. Ecco, rileggendo un po' la vicenda di Sant'Augusta conoscerete che non va in cerca della morte, ma viene scoperta dal padre, viene scoperta nel fatto che è stata battezzata e che si è fatta cristiana. Il padre non voleva saperne di una figlia convertita al cristianesimo e quindi la obbliga, le chiede di abiurare, di lasciare la propria fede. Sant'Augusta decide di non farlo, decide di non abbandonare, di non rinnegare la propria fede, come hanno fatto tra l'altro tanti martiri anche dei primi secoli cristiani, costretti dai proconsoli o dalle autorità si diceva in quel tempo, a sacrificare agli idoli. No? Sacrificare agli idoli significava riconoscere l'imperatore quasi come una sorta di Dio e appunto riconoscere anche tutte le divinità dell'impero, rifiutando la propria fede in Cristo. I martiri dei primi secoli, piuttosto che abiurare la propria fede,
così acconsentirono, decisero di essere piuttosto fatti oggetto della morte, portati a morte. Ecco, una cosa importante, questo è il caso serio che è Gesù Cristo, in alcuni momenti della vita richiede delle scelte importanti. Il testimone è consapevole di questo. Se Gesù è veramente il caso serio della mia vita, non posso rinnegarlo, non posso venir meno a questa scelta, a questa decisione per Lui. Ecco, questo è evidente in Sant'Augusta e, ripeto, Sant'Augusta non va in cerca di questo. Sono le situazioni della vita che la costringono a compiere una scelta molto netta, molto chiara a favore di Cristo e ad accettare anche le conseguenze che questo comporta, no? La morte, l'uccisione che gli viene inferta dal padre, dagli aguzzini che il padre le aveva messo accanto. E per quanto riguarda padre Cosma, ebbene anche lui, dicevo, è morto martire. È morto martire. Anche qui potremmo dire non perché è andato in cerca della morte e del martirio, non ha giocato a fare il rivoluzionario in un contesto difficile, quello del Salvador, ma in realtà tutto il contesto dell'America Latina degli anni 70 era un contesto estremamente difficile. Non è un caso che il 22 gennaio scorso è stato beatificato padre Cosma insieme ad altri 3 martiri. Padre Rutilio Grande, un gesuita, e 2 laici, tutti e 3 uccisi in un altro attentato, fine anni 70, 77. Padre Cosma viene martirizzato nel 1980. È un contesto difficile, quello nel quale padre Cosma si trova, ma lui non va in cerca del martirio. Anzi, ben al corrente, no, di questa tensione che animava la società di allora e anche la sua comunità, continuamente diceva la Chiesa deve stare super partes, sopra le parti, non deve sposare né la linea ideologica dei latifondisti e delle forze governative né la linea ideologica dei guerriglieri, appunto, che si facevano in qualche modo difensori degli ultimi, dei campesinos, dei braccianti della terra e dei contadini, no? Diceva la Chiesa deve stare super partes, anche perché la Chiesa è madre degli uni e degli altri. Io ho battezzato, ha lasciato scritto, comunque detto in più di un'occasione, io ho battezzato sia questi, i soldati delle forze governative, sia i guerriglieri. E quindi li considero tutti come figli della Chiesa da salvare. La Chiesa deve stare sopra e annunciare il Vangelo e portare dentro a questo contesto quelli che sono i contenuti della dottrina sociale della Chiesa o comunque il messaggio di salvezza del Vangelo. E ciò nonostante, a un certo punto, la situazione della realtà nella quale si trova padre Cosma lo costringe in qualche modo ad alzare la voce e a difendere una parte in modo particolare. E in questo caso si tratta proprio degli ultimi, dei piccoli, dei poveri. Comincia a prendere le difese in modo esplicito, ad alzare la voce contro i soprusi, in questo caso soprusi accertati, delle forze governative, degli squadroni della morte, che operavano in accordo con l'esercito e con le forze governative. E per questo sarà ucciso, perché la sua voce è diventata una voce scomoda. Ma padre Cosma non è andato in cerca di far questo, è stata, come potremmo dire, quasi una maturazione necessaria della fedeltà al Vangelo che porta ad essere vicini a chi è nella sofferenza, a chi è nel disagio e a quelli che sono gli ultimi. E così il 14 giugno del 1980 sarà ucciso in chiesa, mentre era dopo che aveva celebrato la messa era in attesa di un'altra celebrazione. E qualche giorno prima della morte aveva il presentimento che qualche cosa stesse per accadere e scrisse questo testamento. Sono poche righe che vi leggo. Attenzione in caso di morte improvvisa, sento che da un momento all'altro persone fanatiche possano togliermi la vita. Chiedo al Signore che al momento opportuno mi dia la forza per difendere i diritti di Cristo e della Chiesa. Morire martire sarebbe per me una grazia che non merito.
lavare con il sangue versato per Cristo tutti i miei peccati, difetti e debolezze della vita passata sarebbe per me una grazia del Signore. Fin d'ora io perdono e prego il Signore per la conversione degli autori della mia morte. Ringrazio tutti i miei fedeli che con le loro preghiere, con le loro manifestazioni di affetto, mi hanno incoraggiato a dare loro l'ultima testimonianza della mia vita, affinché anch'essi siano buoni soldati di Cristo. Spero di continuare ad aiutarli dal cielo. Questo è il breve testamento, forse l'avrete già sentito, ma secondo me è molto, come potremmo dire, efficace e capace di dire anche quello che aveva nel cuore questo uomo. Era consapevole della situazione di pericolo, ma ha voluto restare a fianco, accanto alla sua comunità. Vengo al quarto aspetto ed ha a che fare con la dimensione popolare. Popolare nel senso che sia Sant'Augusta che il beato padre Cosma hanno, come potremmo dire, una familiarità con quella che è la devozione popolare, è il popolo. Sono le persone semplici, gli umili, che riconoscono sia Sant'Augusta sia padre Cosma come queste due figure, qualcuno di significativo e di importante per la propria vita. Credo sia abbastanza evidente, no? Nel caso di Sant'Augusta, innanzitutto, anche durante la sua vita, quanto si sia adoperata per gli ultimi e per i poveri, no? Già durante la sua vita, potremmo dire, è stata vicina al popolo, però anche nelle varie forme di devozione che si vivono anche oggi nei confronti di Sant'Augusta, credo sia proprio questa dimensione popolare che emerge, no? Sono i semplici, gli umili che si rivolgono a Sant'Augusta per chiedere una grazia, per domandare la sua intercessione. E in un certo modo questo vale anche per il beato Cosma. Ripeto, seguendo le varie fasi che hanno condotto alla beatificazione, alla celebrazione che si è tenuta a San Salvador il 22 gennaio e le varie celebrazioni che si sono tenute a San Juan Nonualco, la parrocchia dove padre Cosma è rimasto 50 anni, circa, quasi una cinquantina d'anni, bene, era difficile non restare impressionati dalla folla presente e dalla devozione sentita della comunità salvadoregna. Ecco, un popolo che si ritrova in questa figura. E anche qui viene da dire, perché padre Cosma si è presentato come un frate, sacerdote umile, attento alla vita della sua comunità e ha donato se stesso agli ultimi, ai fragili, agli anziani, agli ammalati. Ed è ora ricambiato, no? Da questa devozione molto viva, anche oggi, appunto, nella sua comunità San Juan Nonualco, ma anche più in generale in tutto il Salvador. E l'ultimo aspetto che volevo un po' condividere con voi, e vado veramente a chiudere, è la santità e la beatitudine, il fatto che Sant'Augusta e il beato padre Cosma sono stati elevati agli onori degli altari, no? Santa e Augusta, appunto beato e padre Cosma, comunque ancora in cammino verso la canonizzazione. Che cosa vuol dire questo? Anche questo è un aspetto che li accomuna, no? Il fatto di essere elevati all'onore degli altari, ma al di là di questa espressione retorica, che cosa significa essere elevati agli onori degli altari? Significa che la Chiesa riconosce queste figure come dei modelli, degli esempi significativi per la vita del cristiano. Ad essi ci si può ispirare per poter camminare su quello che è su quella che è la strada, su quello che è il modo di essere di Gesù. Queste figure ci aiutano ad essere autenticamente cristiani e la Chiesa li riconosce ufficialmente come tali. Vuoi essere un vero cristiano? Lasciati ispirare, segui le orme di queste figure. Ti aiuteranno ad incamminarti verso l'incontro con il Signore. Anche questa mi pare una cosa molto importante. I santi e i beati ci fanno da modello, perché noi possiamo incamminarci sulla strada delineata dal Signore perché incontriamo Dio. I santi, i beati non ci sequestrano, non ci portano a loro soltanto. Sono un po' come Giovanni Battista. Giovanni Battista è sempre rappresentato generalmente con il dito indice puntato e ha
quale significato questo gesto? Indirizza i suoi discepoli a Cristo, così anche i santi e i beati. Noi siamo chiamati ad imitarli, a chiedere la loro intercessione e la loro preghiera, proprio per questo, per essere aiutati a essere più cristiani, essere aiutati a riconoscere sempre di più Gesù come il caso serio della nostra vita. Ecco, allora, e con questo concludo, ci aiuti il Signore a riscoprire, a scoprire queste due figure, Sant'Augusta da un lato, Padre Cosma dall'altro, e a lasciarci guidare da loro, perché possiamo vedere Gesù sempre di più come il caso serio della vita di ciascuno di noi. Grazie dell'ascolto. Dopo la pentagonale ma bella riflessione di Don Alessio che ha comparato le due figure, ritorniamo al pentagramma e alle elevazioni del maestro Maso.
Nel clima di familiarità prosegue la nostra meditazione e ci abbeveriamo alla testimonianza di Vittorino Spessotto da Codognè, nipote del beato Cosma. Buonasera, mi chiamo Vittorino Spessotto, sono uno dei tanti nipoti di padre Cosma e devo dire che ho avuto modo di conoscerlo bene perché era il fratello di mio papà Giuseppe e facevo da tramite nello scambio di lettere tra lui e i suoi genitori, i miei nonni paterni, con i quali convivevamo. Ho avuto la fortuna di avere con lo zio dei lunghi dialoghi, confronti e anche discussioni. Sono tanti gli aspetti della vita di mio zio che potremmo trattare questa sera. La sua fede, la sua scelta di povertà, il rapporto tra religione e politica, il suo rispetto rigoroso delle regole, la sua dedizione agli altri, la meditazione sull'idea di martirio e di santità, temi trattati magistralmente poco fa. E anzi, colgo l'occasione per ringraziare il direttore dell'azione per l'attenzione che ha sempre prestato alla figura dello zio. Dopo la sua morte di 42 anni fa in El Salvador e la beatificazione proclamata il 22 gennaio di quest'anno, sono stati pubblicati sulla sua vita alcuni libri, specie in El Salvador, nonché interviste a parenti e persone che l'hanno conosciuto. Ricordo più recentemente i numerosi articoli del settimanale diocesano dell'Azione, in particolare il numero speciale di gennaio in occasione della beatificazione. Inoltre i frati francescani di Motta, oltre alle pubblicazioni, hanno celebrato il loro beato con varie iniziative per far conoscere questo grande testimone della fede e difensore della povera gente. Ringrazio per tutto questo, anche a nome della mia famiglia, gli organizzatori dei festeggiamenti di Sant'Augusta, specie la parrocchia di Serravalle e i frati della comunità di Vittorio Veneto. Un ringraziamento particolare a padre Claudio Bratti, vice postulatore della causa di beatificazione, che ha raccolto tutta la documentazione per la pratica di beatificazione, al nostro vescovo, al quale avevo chiesto personalmente un interessamento quando la causa di beatificazione andava un po' a rilento. La sua sensibilità in merito ha dato un contributo importante nel procedimento in Vaticano. Di cosa parlare stasera? Ho già raccontato in precedenza con interviste e testimonianze alcuni aneddoti sui vissuti familiari e personali con lui. Io non vi racconterò di miracoli o grandi opere fatte dallo zio, su questo altri hanno raccontato o scritto. Ritengo più consono al mio ruolo di nipote del beato raccontarvi alcuni piccoli episodi di vita quotidiana, dai quali, se ciascuno vorrà, potrà trarre qualche insegnamento. Nonché ad altri cenni sulla sua personalità, oltre a quanto ho già detto in altre occasioni, considerazioni che farò a titolo personale. Era un uomo semplice, un figlio della nostra terra. Siamo abituati a vedere i santi e i beati come dei marziani, persone molto diverse dal nostro contesto familiare e sociale. Lui invece era umano, molto umano. Siamo abituati a vederli come delle figure, diciamo così, fuori dai contesti. Aveva un sorriso sincero, aperto, spiritoso, era anche molto spiritoso, di una semplicità disarmante. Anche chi non gli andava a genio magari il suo operato religioso, però lui aveva un approccio che, diciamo così, li metteva a proprio agio lo stesso, insomma. Accompagnava una frequente bonaria ironia sulle piccole cose della vita quotidiana, questo in famiglia. Lo vedevi felice e realizzato quando riusciva a fare qualcosa per aiutare gli altri. Il contesto socioculturale in cui è nato in una famiglia contadina di mezzadri poveri, con la preoccupazione ogni anno di essere cacciati via a San Martino l'11 novembre, ha avuto un'infanzia molto semplice in queste grandi case coloniche con decine di persone. Sorrideva e raccontava della sua vita di bambino povero a Mansuè,
quando i fossi si ghiacciavano e nelle case non c'era il riscaldamento, ma si andava la sera in stalla, il luogo più caldo della casa, per la presenza dei bovini. A sentire i suoi racconti e quelli di mio padre, suo fratello, di mio nonno e dei miei zii paterni, ha vissuto un'infanzia descritta magistralmente da Ermanno Olmi nel film L'albero degli zoccoli. Quello era il contesto della sua vita. In quella società il vissuto quotidiano era profondamente intriso del rapporto con la trascendenza, con Dio, con la Madonna e con i santi. C'era un dialogo naturale, continuo col soprannaturale. Una cosa che, diciamo così, forse abbiamo perso, è un altro proprio mondo del vissuto quotidiano. Anche i giorni erano scanditi dai santi o ricorrenze religiose del calendario. Analogamente, alcune scadenze del mondo contadino venivano ricordate con i santi del calendario. Certe semine si facevano ad esempio il giorno di Santa Polonia, oppure determinati cibi si mangiavano il giorno della Sensa, a proposito, come nel Medioevo e nell'Antichità. C'era proprio un contesto molto diverso dalla nostra società secolarizzata. Questo humus culturale è difficile da capire per chi vive nell'attuale società. Ricordo bene questo sentire dei miei genitori, dei miei nonni e in particolare dello zio padre Cosma. Era un impasto di fede e attività per il riscatto sociale della sua gente dalla fame, dalla miseria materiale e culturale. Contemporaneamente, appunto, fede e riscatto sociale, che ha ben descritto prima il direttore dell'Azione. Per lui era tutt'uno. È vissuto in quel periodo storico che in America Latina ha dato origine alla teologia della liberazione. Lui però, contesto che anche prima è stato ben descritto, lui però non era un teorico, un filosofo, era un veneto doc, un uomo del fare. E si è adoperato con tutte le sue forze, sia per l'apostolato, non a caso la sua grande voglia di fare il missionario, che per il riscatto economico e sociale del suo popolo. Per capire lo zio padre Cosma bisogna inserirlo in questo contesto culturale di cui lui è stato una delle espressioni più alte, a mio parere. Visto il mio ruolo, vi riporto alcuni episodi di piccola vita quotidiana. Pur nella sua povertà assoluta, con periodicità costante, trovava modo lo stesso di fare un piccolo gesto per la sua famiglia d'origine, quando abitavamo a Roverbasso di Codognè, nelle pertinenze della Villa Rosa. Ricordo che da bambino si attendeva con allegria l'arrivo del postino che portava le sue lettere frequenti e spesso anche i sacchetti di caffè verde, ancora da tostare, che poi la nonna Giuseppina, sua madre, e mia madre, insieme alla zia Leonida, tostavano sul larin con un attrezzo strano chiamato la baia, che ora non so più, non si usa più. Io già allora raccoglievo i francobolli delle sue missive, ho una bella raccolta, visto che i miei figli non sono interessati, la regalerò a qualcuno. Aveva questo continuo invio c'erano bellissimi anche i francobolli. Il cibo. Nel cibo era molto essenziale, direi frugale. Aveva i suoi gusti. Per esempio, gli piacevano i saccati, il salame, fatto in casa a colazione. Proprio lo mangiava con tanto gusto. Osservava i precetti della Chiesa con rigore, ad esempio niente carne il venerdì e i digiuni. Si rammaricava anche per dei piccoli sprechi di cibo. Esprimeva tutto il suo disappunto nel vedere quanto cibo c'era nei paesi ricchi, mentre la sua povera gente moriva di fame. Sarebbe scandalizzato nel vedere quanti alimenti vengono prodotti adesso e spesso sprecati con costi altissimi per l'equilibrio del nostro pianeta ormai al limite per lo sfruttamento. Lo metteva a disagio, lo spreco e tutto quello che non era essenziale. Era un francescano da questo punto di vista, molto francescano. Per lui era uno sfregio ai suoi poveri del Centro America. Vestiario, una curiosità. Un inverno a Roverbasso, la negoziante del paese, Maria Nina, gli aveva regalato guanti e calzini per proteggerlo dal freddo, visto che era molto debole e malato. Ma lui li rifiutò perché il suo ordine francescano prevedeva di vivere senza calzetti e con i sandali. Voleva offrire il sacrificio della sua sofferenza a Dio.
Le sue cognate conviventi in famiglia, Matilde, mia madre e la zia Leonida, lo sgridavano perché temevano che si ammalasse, era già gracile, aveva già dei problemi, senza calzetti e guanti in quel freddo, anche perché lui soffriva maggiormente il freddo da noi perché era abituato al caldo del Centro America. Allora, per accontentarle, usciva di casa con i calzetti, ma poi per strada se li toglieva. Il voto, il voto di povertà, il suo rigoroso rispetto delle regole, a noi potrà sembrare una rigidità fine a se stessa, illogica, ma nel suo contesto culturale, in quel modo di pensare, era normale offrire a mortificazione della carne dei piccoli e grandi sacrifici quotidiani a Dio. Per questo portava anche il cilicio. Quando veniva in Italia a salutare i suoi genitori e parenti, nonché a raccogliere fondi per la sua missione, come giustamente ha fatto riferimento prima, preferiva venire d'estate. In autunno per lui era freddo rispetto al clima dell'El Salvador. Un anno, per necessità di curare la sua precaria salute, si fermò anche d'inverno. È stato un inverno particolarmente rigido. Ho ancora l'immagine dello zio sull'aia di casa, col termometro in mano, che mostrava sorridente e incredulo, con la meraviglia di un bambino, i 12 gradi sotto zero. A volte mi rimangono così dei flash della mia infanzia, insomma. Racconti di piccole cose in famiglia. Ricordo una discussione degli anni 70 con i suoi due fratelli, Giuseppe, mio padre, e Pietro, mio zio, sotto il porticato di casa in via Ariosto, sempre a Roverbasso. Lui sosteneva che in futuro qui sarebbero arrivati i preti di colore, allora si diceva neri. I suoi fratelli ribattevano ridendo, perché ovviamente erano fratelli, scherzavano, ridevano, dicevano ma tu sei matto, ridendo che era impossibile. Lui replicava che stava educando tanti giovani per questo. Mio padre, successivamente alla morte dello zio padre Cosma, scusate, nominare mio padre insomma, è un po' difficoltoso, ripeteva spesso, a me sembrava impossibile, invece si stava verificando. Aveva ragione lui, lo aveva previsto. Sapeva guardare avanti, lavorava per il futuro. Questa era una cosa che mi aveva sempre colpito. Raccontava le sue avventure come missionario ed era attorniato da tutti noi nipoti incantati. Le famiglie patriarcali con tanti bambini. Mi ricordo di una sera che raccontava delle traversate nella foresta a cavallo per raggiungere villaggi sperduti, questo nel primo periodo, poi una jeep scassata, poi il motorino, il galletto, eccetera. Delle difficoltà e degli animali selvatici. Sembrava uno che narrava favole, per noi bambini piccoli attorno, ma era la sua vita vissuta. Ha corso tanti pericoli proprio per la sua fede. Al mattino si alzava e andava a recitare le preghiere e il breviario tra i vigneti vicino a casa. Noi bambini lo rincorravamo e lo seguivamo. Lui era talmente concentrato che non si accorgeva di noi. Quando aveva finito e ci vedeva, sorrideva e diceva che era protetto da uno stormo di angioletti. All'inizio del 1970, un altro piccolo fatterello episodio di vita familiare. All'inizio del 1970, a febbraio, la mia sorella Gabriella, la sorella maggiore, si era fidanzata da poco. Aveva un lavoro a Conegliano dove risiedeva. Lo zio Cosma era in Italia in quel periodo, ma stava ripartendo per l'El Salvador. Lei lo avvicinò mentre saliva le scale di casa e gli confidò che aveva un fidanzato da pochi mesi. Lui si fermò, tornò indietro e le diede una benedizione dicendo: «Stai intraprendendo il mestiere più difficile del mondo». Mi ricordo quando mi raccontava della difficile situazione delle famiglie di El Salvador. Spiegava delle difficoltà date dall'analfabetismo molto diffuso, dalle madri che crescevano da sole i figli, senza i mariti, i quali le abbandonavano e non si facevano carico dei figli, perché non c'era il concetto di famiglia, della grande povertà della maggior parte della gente, con una situazione sociale disastrosa conseguente. Mi è stato chiesto di fare un cenno all'assassinio, di come è stato ucciso.
Direi che potrei fare alcune considerazioni. Da chi è partito l'ordine di assassinare padre Cosma, le 5 cause, così come individuate in questo libretto, che hanno portato alla sua morte e come è stato ucciso. Sono state fatte varie illazioni e notizie, anche, diciamo così, non corrette, in merito a questo tema. Stante la delicatezza anche politica della questione, mi limiterò a leggere quanto scritto da Fra Claudio Bratti, sempre vice postulatore, cioè colui che ha raccolto tutta la documentazione per la pratica di beatificazione dello zio. In sostanza è la persona più documentata in merito. L'ordine di assassinare padre Cosma. L'ordine di assassinare il parroco era partito dagli uffici dello Stato Maggiore dell'Esercito e trasmesso alla caserma di Zacatelocoluca, che era ed era il paese più grande di San Juan Nualco, dove era stato trasferito da poco, dove era deceduto il frate che gestiva la parrocchia, e l'ordine gli ha assegnato questo nuovo incarico. Nel paese di San Juan Nualco c'era una stazione della Guardia Civile incaricata di eseguirlo. L'arma usata per il delitto fu identificata come appartenente al capo della Guardia di San Noal. Quindi c'è stata una raccolta di testimonianze su chi ha dato ordine di ucciderlo, è stato l'esercito e le prove sono queste. Per quanto riguarda le cause, come individuate in questa documentazione che dicevo. Intanto è bene richiamare il clima di allora. E come è stato ben detto anche prima, lo zio viveva una situazione molto difficile, preso tra incudine e martello, guerriglieri e stato autoritario, governativo e esercito che comandavano. Il resto era latifondismo e povera gente. Lui ha sempre cercato, proprio in nome della dottrina sociale della Chiesa, di barcamenarsi cercando di considerarli tutti comunque propri figli, come ha detto bene prima. Intorno alla Pasqua dell'80, un primo riferimento. Gli informatori dell'esercito, l'organizzazione di destra Orden, iniziavano a tenere padre Cosma sotto osservazione. Sospette erano infatti le sue visite ai villaggi disseminati nella zona rossa, quella controllata dai guerriglieri, dove però egli si recava unicamente per motivi di assistenza spirituale e caritativa, distribuendo alle famiglie in difficoltà i viveri fornitigli dalla Caritas che raccoglieva qui. Che fosse quello il suo andare un'azione politica, questo era il sospetto dell'esercito. Un altro fatto, marzo dell'80, c'è stato un sanguinoso scontro tra alcuni militari e guerriglieri mentre veniva data la paga giornaliera ai braccianti. Dei braccianti si erano lamentati che non era la paga pattuita, il clima si è scaldato, sono intervenuti i guerriglieri e hanno ucciso il militare che era di guardia e che distribuiva sta cosa. Questo ha comportato poi una reazione violenta dell'esercito con diversi morti. Padre Cosma decise di andare alla caserma e riferire al colonnello i dettagli dell'accaduto, protestando che erano state colpite persone innocenti che nulla avevano a che fare con la guerriglia. Altro fatto, nel mese di aprile 1980 vennero sequestrati dagli squadroni della morte alcuni catechisti. Anche qua richiamo quanto era stato detto prima. Lui aveva investito molto sulle scuole, lui voleva preparare sia, diciamo così, far uscire il suo popolo, la sua gente dall'analfabetismo, sia anche creare una classe dirigente futura che fosse con una cultura diversa, non autoritaria, non impositiva. Non a caso poi alcuni suoi sono diventati giudici, sono diventati sindaco, persone che abbiamo anche conosciuto in famiglia.
Bene, dicevo, hanno sequestrato alcuni catechisti. Padre Cosma nuovamente si recò in caserma per cercare di ottenere il loro rilascio. Il colonnello, seccato, gli intimò di non presentarsi mai più. Il giorno successivo furono rinvenuti i corpi dei catechisti uccisi. In quell'occasione ha preso anche l'iniziativa di scrivere direttamente allo Stato Maggiore dell'Esercito. Altro fatto, un sacerdote della diocesi di San Vincente, parroco di un villaggio alle pendici del vulcano, aveva scelto di militare tra i guerriglieri e si era dato la macchia. I discorsi che si facevano prima, alcuni avevano fatto la scelta di rivoluzionaria anche tra i suoi allievi, anche dei parroci, dei preti avevano fatto questa scelta. Nottetempo questo si recava talvolta da Padre Cosma, sia per rimediare un po' di cena, perché ovviamente nella foresta non c'erano grandi possibilità, e anche un letto per dormire una notte. In quelle occasioni chiedeva di confessarsi dallo zio Padre Cosma. Lui lo accoglieva con carità. Dopo il sacramento si intratteneva a parlare a lungo nell'intento di persuaderlo a cambiare vita. La polizia che controllava giudicò quella frequentazione come un favoreggiamento alla guerriglia, mentre per Padre Cosma era semplicemente il suo dovere pastorale, senza guardare a chi era rivolto. E un altro fatto che è un po' quello finale, invitato a presiedere una messa di suffragio per un giovane universitario ucciso nell'esercito 9 giorni prima, sempre in quel periodo, a San Juan Nualco. Lui era già stato trasferito a Zacatecoluca, ma gli avevano chiesto che andasse lì a fare questa commemorazione. La celebrò la messa per questo universitario ucciso. Sì, gli studenti, in quanto tali, venivano uccisi dall'esercito, considerati erano rivoluzionari per principio, non importa se non lo erano veramente, ma mi raccontava, avere la maglietta dello studente universitario comportava venire ucciso. Celebrò la messa alle ore 16 e tenne l'omelia nella quale stigmatizzò tutti quelli che, accusando falsamente i propri fratelli e le autorità militari, mettevano in serio pericolo la loro vita. C'erano le spie furono parole forti che si applicavano di fatto alla vicenda del giovane per cui si pregava, quello che era appena stato ucciso. Alle 19 era prevista una seconda messa. Nell'intervallo tra le due celebrazioni, Padre Cosma si raccolse in preghiera sul presbiterio. 2 sicari, coperti in parte sul viso e camuffati, entrarono in chiesa. Uno di loro si fermò a metà, l'altro estrasse la mitraglietta, si diresse alle spalle di Padre Cosma, lo chiamò per nome e quando questi si voltò gli scaricò una raffica di proiettili. Cadde, colpito a morte immediatamente in una pozza di sangue. Gli assassini fuggirono di corsa, visto solo da 2 suore presenti in chiesa e dal chierichetto, nonché da padre Filiberto che stava vestendo i paramenti in sacrestia. E anche questo fatto che stigmatizzò, io mi ricordo nelle sue lettere, me lo scriveva o quando mi parlava, stai attento quando mi scrivi certe cose, perché le mie lettere vengono aperte, perché lì c'è uno stato di polizia, lì c'è una dittatura, lì controllano tutto. Mi diceva ci sono le orejas, non so se si dice bene così in spagnolo, orejas, cioè ci sono le orecchie. Quando io faccio la predica ci sono le persone che poi vanno a riferire, sono gente pagata che poi vanno a riferire quel che dico, quindi sono molto controllate, bisogna stare molto attenti. Mi sono dilungato abbastanza con i ricordi, mi fermo qui. Forse un giorno riuscirò anche a parlare dei contenuti dei vivaci dialoghi e della mia corrispondenza con lui inerente alle scelte politiche e del suo pacato confronto con la mia focosa gioventù. Intanto sono grato allo zio Cosma per avermi regalato e testimoniato
la sua gioia di vivere per gli altri, la sua serena vicinanza e la sua francescana beatitudine, ora ufficialmente riconosciuta anche dalla Chiesa. Molto fresca e anche gustosa, in salsa trevigiana, la testimonianza che abbiamo ora ascoltato del nipote Vittorino. Abbiamo anche un bonus questa sera, non previsto nel calendario, ma davvero siamo molto contenti di accogliere e di ascoltare la testimonianza di un francescano piuttosto noto qua nei nostri paesi e soprattutto nel Guatemala, dove opera padre Lazzaro, Gianluigi Lazzaro. Pace e bene, spero che possiate intendere quanto sto per dire. Vedete, una volta si presentò San Tommaso d'Aquino nel convento dove c'era San Bonaventura. E chiese di poter parlare con San Bonaventura e un fratello dice: il padre Bonaventura sta scrivendo di San Francesco. Ah, lascialo tranquillo. Sì, perché è bene che un santo scriva di un altro santo. Questo per dire che io non sono degno di dire qualche cosa del padre Cosma, perché santo non sono, neanche beato. Ecco, e sempre parlando di San Bonaventura e San Tommaso d'Aquino, sappiamo come San Bonaventura stracciò l'inno che aveva fatto in onore dell'Eucaristia, perché si incontrò con l'inno di San Tommaso d'Aquino, che lui lo considera molto più bello, molto più completo, molto più prezioso che il suo. Io dovei stracciare questo dopo aver sentito il padre Ezio, il nipote del padre Cosma. Cosme in Guatemala, in El Salvador, padre Cosme. Ecco, e per intenderci, oreja, con la H. Padre Cosma l'ho conosciuto nel giugno del 1973 a San Salvador, nella parrocchia che noi francescani abbiamo nella capitale della Repubblica di El Salvador, la più piccola nazione del Centro America. Ci eravamo riuniti per un ritiro. Lì ebbi l'opportunità di incontrarmi e conoscere i confratelli missionari che vi lavoravano fin dal 1948. Tra questi appunto il nostro beato padre Cosma. Ho visto subito come facilmente riusciva a rendersi simpatico e a farsi voler bene. Ne ha parlato molto bene il nipote. In lui si vede l'uomo della perfetta letizia, un vero francescano. La sua umiltà lo rendeva trasparente, anche fisicamente era trasparente perché era così secco, così magro, che davvero si poteva vedere da un lato all'altro come un cristallo. I confratelli lo punzecchiavano. Lui sempre sereno ascoltava, sorrideva e se era il caso rispondeva. Ad un confratello che con fare sornione gli diceva che non era bene ripetere sempre la stessa predica. Tranquillamente il padre Cosma, sorridendo, rispose: se non mettono in pratica la prima, come posso passare alla seconda? E questo dovremmo farlo tutti noi, vero sacerdoti? Ecco, ripetere la prima. Siamo cristiani, non dobbiamo peccare, dobbiamo salvarci, dobbiamo andare in cielo perché, ecco.
No, lui le prediche le preparava bene e quello che annunciava fruttificò. In verità tutta la sua vita di missionario è stata una predica, tanto che numerose furono le vocazioni di sacerdoti, religiosi e religiose sorte nella sua parrocchia di San Juan. Tralascio di parlare del suo amore per donna povertà, per sorella madre terra. A me toccò indicargli dove incontrare indicazioni per il suo vigneto. Ho potuto gustare la sua prima uva e lui volle anche consigli dei confratelli. Io gli ho indicato l'enologia dove avevo lavorato per alcuni mesi e lui al ritorno mi disse che le avevano dato buone indicazioni. Per la carità senza freni, con la quale aiutava nascostamente quanti ricorrevano a lui, per il suo amore all'abito in pieno tropico. A me è toccato sostituirlo poco più di un mese prima del suo martirio, in occasione della festa patronale della Santa Croce, che lì si celebra il 3 maggio. Lui è morto il 14 giugno. 40 giorni prima io sono arrivato per sostituirlo per alcuni giorni. Vi arrivai in corriera ed al scendere mi resi conto subito dove ero arrivato. Una grande chiazza di sangue mi diceva che lì si era consumato un altro fratricidio, vittima un commissario militare. Altri 5 giovani avevano perso la vita. Benedissi le salme ricomposte in un grande stanzone in una casa del centro di questa cittadina. Per paura di compromettersi, nessuno li stava vegliando. Un altro fu ucciso proprio fuori della casa parrocchiale. Ebbi la grazia di assisterlo, mentre ancora cosciente riusciva a ripetere 3 brevi giaculatorie. Morì mentre gli amministravo i santi olii. Questo è un particolare che rivela qualche cosa della situazione in cui viveva il nostro beato padre Cosma. Nominato parroco nella città di Zacatecoluca, non tralasciava di visitare quasi ogni giorno la sua amata San Juan Nonualco. Spinto dal suo ardore serafico di vero artigiano della pace, frequentemente si recava dai capi sia dell'esercito sia della guerriglia per scongiurare misericordia. Questo a qualcuno non piacque. In San Juan Nonualco vi rimasi fino al pomeriggio del 4 di maggio, 40 giorni prima del suo martirio. Nel frattempo venne a visitarmi a Los Planes de Renderos, nella capitale, nel nostro seminario francescano. In quell'occasione conversammo a lungo. Non posso dirvi i particolari. Lo ricordo sereno ed anche deciso nella sua missione di angelo della pace. Quanti dei suoi figli, da lui battezzati, accompagnò all'ultima dimora, quante famiglie aiutò, quante lacrime asciugò. Si pensi soltanto che quella tragica guerra civile costò la vita a più di 75.000 persone, mentre si calcolano più di 500.000 i rifugiati. Padre Cosma ne è stato eroico protagonista per aversi opposto a tanto male. In nome di Dio e dell'amore fraterno, attivamente, generosamente, decisamente, a questa che possiamo chiamare, senza esagerare, vera carneficina. Ha fatto di tutto. Sì, Padre Cosma, nuovo artefice della pace sull'esempio di San Francesco. E vi dico anche qualcosa in più. Era anche l'epoca in cui i guerriglieri, per far sentire più forte la loro presenza, occupavano le chiese con profanazioni a non finire. Neanche la cattedrale della capitale non si salvò, tanto che Monsignor Romero, in una predica, si pronunciò forte contro questo modo di manifestare
denunciandone le profanazioni e i danni. Quando i guerriglieri si presentarono a San Juan Nonualco per occupare la chiesa parrocchiale del padre Cosma, egli si oppose decisamente, pronunciando queste parole: «Tenéis que pasar sobre mi cuerpo, dovete passare sopra il mio corpo». A quanto mi risulta posso affermare che padre Cosma è stato l'unico parroco in tutta la Repubblica che riuscì a salvare la sua Chiesa da sicure profanazioni. Ho voluto ricordare questo solamente per porre in risalto fin dove viveva la sua fede in Gesù Eucaristia e il suo zelo per la casa di Dio. Gesù Eucaristia è stato il suo centro, dal quale riceveva forza ed entusiasmo per il suo pastorato. Coloro che lo uccisero, conoscendo il suo amore e il suo zelo per la casa di Dio, con la certezza di incontrarlo lì lo incontrarono. Stava recitando i Vespri, la liturgia delle ore, e lì lo uccisero, a pochi metri dal suo Gesù sacramentato. Padre Cosma quindi lo voglio ricordare così: difese a costo della sua vita i diritti dei suoi parrocchiani, ma anche a costo della sua vita. Difese il diritto di Dio e da Dio e eucaristicamente presente ne ricevette il premio, la corona del martirio. Sì, beato Padre Cosma, prega per noi. Sia lodato Gesù Cristo. Molto appassionante e anche toccante la memoria di padre Gianluigi sul il beato padre Spessotto. Siamo alla conclusione di questa serata. Abbiamo parlato, abbiamo riflettuto, abbiamo meditato sulla figura di due santi martiri. Eppure mi sembra che la nota prevalente emersa questa sera sia quella della gioiosa, della gioia, della francescana, insomma, quella che è la caratteristica francescana per eccellenza. Ecco, non penso che la nostra patrona Santa Augusta nella sua età giovanile fosse particolarmente seriosa, ecco. Nulla ci impedisce di immaginarla allegra, spensierata, pur nella situazione difficile, nel contesto difficile in cui è vissuta. Nel augurarci un buon ritorno, adesso ascolteremo ed eleveremo ulteriormente il nostro spirito con la musica del maestro Stefano, ma lasciatemi fare un'altra dedica, perché Padre Aldo, mi piange un po' il cuore saperti fra qualche giorno partente da Vittorio Veneto e non solo. Ho sentito insomma che qui con questo convento ci sono diversi avvicendamenti e così piange, sinceramente piange il cuore, e desidero approfittare anche di questa circostanza, ecco, per ringraziare di tutto quello che hai fatto come grande amico di Santa Augusta e anche come segno di carità verso questo scalcagnato parroco che davvero ti benedice, ti ringrazia, scriverà qualche riga quando avvieranno il processo di beatificazione. Va bene. Allora,
il saluto, il ringraziamento a chi ha proposto la propria testimonianza, la propria riflessione, e ci diamo appuntamento con gli altri momenti che scandiscono la solennità di Sant'Augusta.
Invitiamo Stefano a farsi vedere, almeno finora abbiamo sentito. E la tua assistente, chiamala. Allora, grazie a tutti, insomma è una serata veramente ricca, grazie ai relatori, grazie anche a Stefano, da parte di tutti, anche dell'organo Mascioni, che credo sono anni che non viene suonato in maniera adeguata, e quindi spero che ci saranno anche altre occasioni. Niente, cosa dire. Buon rientro a tutti, buon proseguimento della serata e così ci affidiamo anche nei nostri cammini all'intercessione del nostro Beato Padre Cosma, nuovo Beato della Diocesi. Fra pochi giorni ci sarà un'altra illustre beatificazione e quindi è un anno veramente straordinario, ecco, del nostro Papa Luciani. Ecco. E allora buona serata a tutti, sapete io con le parole non so come. E grazie.